l'ho sempre detto che questa finestra ha una luce super bella. Qua è perfetta per fare i video questa luce qua. Cioè, vi giuro, questa finestra è perfetta. Oggi ho messo il vestito col gonnellone, sì, ma quello con i fiori color salmone, arancio. Solo che a me piace più l'altro. Questo non mi piace tantissimo. Però è bello, dai. Andonita? Ho messo questa giacchina sopra che non posso chiudere perché sono cicciona, ma cicciona tra virgolette. Non riesco a chiuderla, ma da tenere aperta è comoda. Giusto per non prendere freddo qua. Insomma, spalle, schiena, braccia. E soffro tanto il freddo sulle braccia. Oggi è il 30 di giugno, domani inizierà luglio. Allora, è da un po' di tempo, oddio, adesso non so da quanto, qualche giorno di sicuro, che Gatto con gli Steve, Gatto con gli stivali, quello della colonia felina, vi metto una foto se la trovo, insomma, vi metto una foto sua. Gatto con gli Steve non sta bene, e mia mamma è riuscita a prenderlo oggi perché è un gatto molto selvatico, non è come Alfa che è casalingo ormai, è addomesticatissimo. No, Gatto con gli stivali insieme a Max e insieme a Fuffi sono dei gatti della colonia felina, ma sono molto selvatici, non si fanno assolutamente toccare, non si fanno avvicinare più di tanto. Alla fine sono molto paurosi, un po' come Bue Grasso, no? Oggi è riuscita a prenderlo perché ha dei problemi di salute, penso gravi, perché non voglio scendere nei particolari perché mi mette una tristezza infinita, ma insomma è riuscita a prenderlo, adesso lo sta portando dal veterinario perché probabilmente non può continuare a vivere, quindi è messo male, è messo male. È un dispiacere, nel senso che lui comunque qua dà tantissimo, anche se non si è mai fatto toccare. Comunque lui è Gatto con gli Steve e aveva portato qui Max, non si sa dove l'avesse recuperato quel gatto, fatto sta che era arrivato qua con Max e sono amici per il pelo quei due. Adesso Max è agitato perché Gatto con gli stivali è nel trasportino e lo sta cercando. E quindi niente, ci sarà qualcuno gioirà per questa cosa, qualcuno, perché tanti di questi paesi guardano questi video, i miei video, e fanno finta, ah ma dai, hai un canale? No, guarda, solo qualche anno che ho il canale. Sì, lo sanno benissimo. Comunque, qualcuno gioirà di questa cosa, però insomma non sta bene. Adesso io mi faccio un po' di caffè latte. Mi sta bene questo colore, vero? Sembra quasi il colore degli occhi. Io non ho ancora capito di che colore ho gli occhi. Ah sì, dovevo darla a mangiare ai gatti. Mi sono dimenticata. Devo darla a mangiare ai gatti. Ehi, Celestino, hai fame? Adesso arrivo. Ci sei solo tu? Una bustina? Solo Celestino, forse. Forse. Silvano, tu hai fame? Boh. Ma non c'era anche Leonessa. Mi spariscono i gatti. Oh, Alfa, veloce. Dai. Dai, Alfa, dai. Dai. Con calma. Alfa. Veloce, velocissimo, Alfio. Sì, sono qui. Celestino, hai fame? No. Vado a prendere il cibo per loro, mi faccio il caffè latte, mi mangio qualcosa perché oggi non ho neanche pranzato. Praticamente oggi, finito di lavorare, sono andata a casa, ho dato una pulita a casa, sono andata giusto in bagno e poi sono andata a fare spesa con mia mamma. E ecco, mi è arrivato un messaggio. Ah sì, perché stasera ho prenotato per stasera una box Too Good To Go, sempre la solita da Fiori, Fiori Gastronomia a San Vito, e quindi devo andare a prenderla tra un'oretta. Vi farò vedere dopo cosa c'è nella box, non faccio il video a parte, vi faccio vedere dopo. Quindi state qua, sintonizzati in questo video perché tra un po' vedrete il contenuto della box. Cosa c'è? Non ho le unghiette, mi hai già fatto male. Cosa c'è? Non ho le unghiette. Fili. Alfa.
Alfa? Eh sì, oddio sta guardando. Ah, stava guardando lo schermo. Alfa non vuole vedersi nello schermo, quindi si è messo davanti a me. E quindi? Alfa? Quindi? Che ruffiano. A lui piace tanto qua, così. Così, così, così. Qui, tra il naso e gli occhi. Va matto. E io fili. Sì, che bello. Oh sì, sei proprio bello. Oh, grazie. Ma come siamo gentili. Sei matto. Allora c'è Petunia. Non c'è Petunia. Matto. No, 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 che mi fai le unghiette su questo vestito, no, amore. Si tirano i filetti. Matto. Che bellissimo. Sì, sì. Che bello, sì. Cosa c'è? Non puoi venire in braccio, ho il vestito stasera. No, mi hai tirato il filo. Non puoi venire in braccio stasera. Bacino, bacino, dove bacino? Che ruffiano! Non puoi. Come dobbiamo fare? Alfa, non puoi. Che poi mi riempi di pelo, vado in giro tutta coi pelacchi addosso, che schifo. Alfia, buttati, sdraiati qua. Alfa. Alfa, amore, non posso tenerti. Mi tiri tutti i fili, amore. Bacini. Ma mi tiri i fili. E questo ciuffo da dove viene? Da un pianeta lontano. Che gatto. Alfa. Questa Sofina sta andando alla grande, sta scendendo e quelli anche stanno crescendo bene, a parte quello morto che alla fine ho lasciato lì. Qui il bianco deve fare i fiori adesso e il tempo è questo e non è neanche caldo, non sembra estate sinceramente, sembra primavera, cioè passiamo da un estremo all'altro. Oggi al Lidl ho preso 2 costumi, o meglio, i pezzi sopra, perché le mutande erano tutte mutandoni e io non uso mutandoni, a parte che il costume lo uso solo qua a casa, non vado neanche più al mare, quindi. Ma se no io non uso mutandoni, anche se non ho un culo bellissimo, non me ne frega niente. Però questo è un discorso a parte, devo ancora andare a lavarmi da qua in su, capelli, faccia, eccetera. Perché ho già il pigiama. Cosa volevo dirvi? Appunto ho preso 2 fasce. Devo ancora provare. Ho preso la taglia 42, ho un'afta in bocca qui, è uscita da pochissimo. Io prima non ce l'avevo, adesso è uscita. Infatti mi dà un fastidio. Sono sempre stanca, stressata e mi vengono fuori tutte queste cose. Dovrebbe andarmi bene. Sì, sì, è una normale fascia, c'è l'imbottitura dentro. Dovrebbe essere proprio giusta. Tac. Boh, forse mi è un po' grande.
forse è un po' grande, vabbè, comunque. E ho preso la nera e la fucsia, c'era anche blu elettrico, ma alla fine ho preso nero e fucsia. Io non vi ho detto niente, ma ci sono stati problemi in famiglia di salute. Mia nonna, non quella che conoscete voi, l'altra, ha avuto dei grossi problemi e è ancora in ospedale. È stata in ospedale quasi un mese, poi l'avevano fatta tornare a casa e poi l'avevano richiamata per l'operazione, è stata operata, ha subito una grossa operazione e niente, adesso sembra si stia riprendendo, una cosa molto grave, diciamo, importante, però sembra che si stia riprendendo e che c'ha la sua età, per cui quindi magari voi nei video mi vedete tranquilla, in realtà come tutti anch'io ho dei problemi in famiglia o situazioni particolari che però non vengo a dire qui perché so che tante persone guardano i miei video, quindi evito di esporre troppo, di espormi anche troppo o comunque esporre persone che non c'entrano niente con questo, con i video. Però insomma sappiate che succedono tante cose, davvero. Adesso sapete cosa faccio? Devo piegare la biancheria e poi devo andare a lavarmi.